Siamo col sindaco di Noventa Vicentina per questa 33esima mostra dei prodotti tipici della zucca e mitologica con i funghi, e volevo due dichiarazioni in merito a questo stupendo evento. Beh, è il momento più importante del nostro territorio, perché non solamente Noventa festeggia la tradizione dei nostri prodotti agricoli, delle nostre tradizioni legate alla terra, ma tutta quanta l'area iberica, tanto è vero che questa è la 33esima mostra di prodotti agroalimentari dell'area iberica. Sono partiti più di 33 anni fa, qualcuno dice addirittura che siamo indietro con qualche numero, perché la prima edizione sarebbe stata ancora precedente. Comunque è un evento che Noventa accoglie sempre con entusiasmo. È la seconda domenica del mese di ottobre, qui in piazza, soprattutto nel pomeriggio, ci saranno migliaia di persone che da tutte le province del Veneto vengono qui a visitare la nostra splendida piazza 4 novembre, il nostro bellissimo comune, che ovviamente oltre alla sede degli uffici comunali è una prestigiosa villa del tardo 500, che oggi sarà aperta tra l'altro a visite guidate con i ragazzi dell'Istituto Masotto. Ricordiamo tra l'altro che dall'anno scorso la Villa Barbarigo è inserita nel circuito del CAI. Ma vorrei ringraziare tutti quanti i volontari che hanno permesso questa meravigliosa festa, a partire dalle 3 associazioni di categoria delle associazioni agricole, e poi la Proloco, che è in via di Martiri allo stand, aperto già da questa mattina, tutti quanti i volontari e tutti quanti gli standisti che sono qui, circa un centinaio e oltre di produttori che con i loro stand sono qui a, diciamo così, a testimoniare l'importanza del mondo agricolo e della nostra tradizione. Poi vabbè, un ringraziamento particolare va agli uomini della protezione civile, alle forze dell'ordine che sono in maniera sempre puntuale presenti a queste manifestazioni per rendere il tutto ben sicuro. E poi permettetemi, visto che stiamo parlando di agricoltura, stiamo parlando di tradizioni, il gruppo Trattoristi qui a lato della villa in via Palladio abbiamo un'esposizione di trattori dai più antichi fino ad arrivare alle macchine moderne, alle attrezzature che permettono ai nostri agricoltori di coltivare i campi in maniera più tecnologica possibile. Ricordo anche che in queste occasioni Noventa ospita anche la vetrina formativa degli istituti scolastici del territorio. Quest'anno Villa Cantarella sarà da scenario a questa manifestazione, aperta ieri sabato 12 di ottobre, e continuerà tutta quanta la giornata di oggi con la visita delle famiglie, dei propri figli, studenti che stanno finendo magari il terzo anno delle medie e che l'anno prossimo devono scegliere quale scuola, diciamo così, iscriversi. Ecco, in Villa Cantarella, via Masotto, c'è questa possibilità di incontrare i nostri professori, i dirigenti scolastici, per avere, diciamo così, una panoramica sull'offerta dei nostri istituti scolastici del territorio.